Ieri una giornata macchiata di sangue, oggi a Vicenza il sole sorge su un giorno di cieli bianchi, rigato di lacrime, di incredulità. Il killer è morto ma ha trascinato nel suo vortice distruttivo due donne innocenti. La domanda giusta non è perché, non ci sarebbe risposta. La domanda giusta è come tutto questo sia successo. Gli inquirenti sarebbero indirizzati su una possibile ricostruzione dei fatti con angoli bui su cui nessuno potrà mai fare luce perché il killer si è portato via il segreto nella tomba. La sua giornata scatenata, violenta e disperata sarebbe iniziata invitando quella che fino a 2 o 3 mesi fa sarebbe stata la sua ultima compagna, Gabriela Serrano, una venezuelana che vive a Rubano nel Padovano. Non si sa con che scusa, ma la donna sarebbe stata tirata in una trappola mortale. Lei, inconsapevole, lo avrebbe raggiunto con l'auto dell'ex marito che vive in Spagna. All'appuntamento Zlatan Vasiljevic, bosniaco di 42 anni, sarebbe salito sulla macchina della donna e l'avrebbe condotta in via Vigolo, il luogo che avrebbe eletto per l'esecuzione delle due ex. Prima Gabriela Serrano l'avrebbe minacciata con una pistola, l'avrebbe fatta salire sul sedile posteriore e qui l'avrebbe freddata con un colpo in testa. Poi, col cadavere riverso in macchina, avrebbe aspettato che l'ex moglie Lidia Milikovic uscisse dall'abitazione dove si occupava di giardinaggio per scaricarle addosso 6-7 colpi e lanciarsi in una folle fuga gettando una granata. Quando abbiamo avuto la percezione, ho preso atto del fatto che questa persona, oltre ad avere delle armi da fuoco, aveva nella sua disponibilità anche degli ordigni esplosivi. Ho dato disposizione che intervenissero gli artificieri, i reparti speciali e anche gli elicotteri. Iniziava la caccia all'uomo, ma ormai il killer era scatenato. Un altro ordigno viene gettato nello spartitraffico tra l'A4 e la tangenziale di Vicenza, dove si era fermato con l'auto in una piazzola di sosta. L'ultima esplosione, questa volta per una granata lanciata in autostrada, avrebbe potuto fare una strage. Solo una macchina è stata investita dalle schegge, ma fortunatamente nessun ferito. È l'atto finale. Il killer sale sul sedile posteriore accanto alla donna che ha ucciso e qui avrebbe provato a dar fuoco all'abitacolo con del liquido infiammabile per poi spararsi in bocca. La macchina è stata ritrovata così, col suo carico di morte. Gli artificieri sono intervenuti con un robot per verificare se ci fossero ordigni attivati. Adesso toccherà agli investigatori ricostruire l'esatta dinamica di una giornata sciagurata, con un plurifemminicidio e poi il suicidio del killer. Sì, le indagini stanno proseguendo, la direzione della Procura della Repubblica, la squadra mobile sta sentendo numerose persone, però su questo non posso rilasciare altre dichiarazioni.